Gianfra, ascu, passa dalla scuola guida, che fa una transenne se viene a tutti, si può la capire la macchina anche poi la ca. Tanto non vi passa niente. E se cucchia va. E onde sei va che ci prende? Onde sei che ci prende un caffè? Oh, sei chi? Alle tre vestito, però se la recro calbone lo poniamo qui. Oh, e tanto poi ascu, figlio la passa da chi non deve la scuola guidabile, la traccia che si può la cat, così non ti stai cercando di alberi. Ehi, chiamami quando sei qui. Ehi, sono qui a pronto. Gustiamo, già fra, gustiamo qualche greco se ne ganano. Andava, da. Ciao. Ciao. Allora, siamo con Gigeddu Pischedda, uno degli ultimi, anzitutto giovane Scarpellino. Giovane Scarpellino 32 anni, nato a Tempio, è cresciuto a Tempio. Il mestiere da chi l'ha imparato, Gigi? Il mestiere l'ho cominciato con mio padre, poi ci sono dei giovani che mi hanno imparato come si usa la mazzetta. È difficile usarla? No, se ne prende la mano non è così difficile. Ascolta, da quanti anni lo stai facendo? Da quando ho finito le scuole ho cominciato ad andare perché mi ha detto o vai a lavorare o vieni con me. E ho deciso allora per non buttare via il mestiere ho deciso di andare con mio padre. Bravo, e ti piace? Ci sarò minimo 12 anni, 13 anni. Ti piace? Sì, con passione, tutti mi invidiano. E che tipo di lavori fai? Giusto cantoniti, faccio dei pilastri, faccio di tutto insomma. Tutto quello che c'è da fare, tutto a fare. Fammi vedere qualche strumento che usi. Questa è la mia mazzetta. Fammela vedere, ecco, bella. Pesante? No, questa è una delle più leggere. Questo è il piccio cantù per addezzare i pezzi. Poi? E questa è la classica punta dell'acciaio svedese. Ah. E la punta ogni quanto viene, devi forgiarla di nuovo? Anche dopo 2 settimane, 3. Dipende dal consumo. Ve lo dico io, questa che è consumata bisogna aggiustarla bene. Eh sì, ma ogni quanto viene... No. Non c'è giornata. Se come la tratti dopo di 20 minuti non serve più. Questo si prende la mola dopo un po' e si va a rotare. A rotare. Si va a sfilare, dai. Ascolta, ma te le fai tu oppure te le fa qualcun altro le punte? No, ce le facciamo tutti noi, io e mio padre. Allora c'hai anche... Abbiamo questo strumento. Fammi vedere. Che sarebbe Ah, la forgia. la forgia e la... Si mette il carbone, si gira. Una volta che sono belle temperate si mettono sull'alcutine e si attemperano. Questo è il filetto dove si mette per raffreddare e dargli la tempera. Gigi, qual è il lavoro più bello che hai fatto finora? Tuo? Il lavoro più bello che ho fatto finora dei pilastri alle Tre Fontane. Ah. Il mio primo lavoro che non dimenticherò mai. Ah. E adesso su che cosa stai lavorando? Adesso preparo dei cantoniti da 12-15 centimetri, che è la mia passione. Adesso quanti scalpellini siete a Tempio? A Tempio adesso attivi ce ne sono pochi, ce ne saranno 2 o 3. Li conosci tutti? Sì. Allora, Gigi, buon lavoro. Però per me uno dei migliori, devo nominarlo, rimarrà sempre Antonio D'Asara a Tempio. Perfetto, grazie. Niente, ma...